Mucca verde sulla destra, mucca viola, quelle che fanno il latte alla cioccolata, dall'aspetto romancio, cioè in Italia tradotto dal romancio vuol dire lago piccolo ed è il più piccolino dei laghi dell'Alta Engadina. Qui l'acqua probabilmente è sempre un po' in movimento, quindi vedete che non è ghiacciato del tutto. Ecco, vicino al Waldhaus, sempre in quel bosco lì, c'è un'altra villa di vacanze dove veniva in ferie, sapete chi? Anna Frank, con la sua zia che aveva proprio la casa di vacanza lì, in riva al torrente. La valle che vedete alle spalle di Sils è la Val di Fex, è un'altra valle bellissima. I Sils sono una meta per veramente quei turisti anche più raffinati, direi, quelli che hanno buon gusto e che non vogliono stare nel caos È tutto un lago questo, cioè questo non è un prato, è tutta acqua, però non ne vediamo neanche un pezzettino perché è tutta ghiacciata. Ecco, per esempio, dentro in Val di Fez viene sempre, prima dei concerti, viene sempre a rilassarsi e a concentrarsi prima della fatica Claudio Abbado, per esempio. Poi anche, non so se leggete i giornali di gossip, non so, Joseph Boyce, beh adesso è morto, era in fondo al lago, che meraviglia. Oggi è proprio una giornata. Ecco, là davanti dove vedete quelle persone in mezzo al lago, dove c'è quella specie di piccola isoletta, vedete, con quei 4 alberelli là in mezzo. Dietro c'è un altro lago, cioè in realtà è un lago unico, però prende un nome il comune di Maloja, quindi dall'altra parte si chiama Lago di Maloja. Ecco, qua davanti a noi, dove c'è questo albergo, ristorante, insomma, poi d'estate affittano le barche per chi vuol fare una scampagnata sul lago. Da lì parte un sentiero che va qua sulla destra, no? E sale lungo la montagna, e dopo una mezz'oretta, un'oretta si raggiunge un paesino che si chiama Alta Montagna, con mucche e caprette. Ed è famoso perché lì hanno girato il primo film con una protagonista, Heidi, esatto, qua sopra. In realtà poi appunto la storia di Heidi non si svolge in queste montagne, ma vicino a Mayenfield, dopo Coira. E questo paese, e c'è ancora la sua villa, la sua casetta, che appartiene ancora alla famiglia Segantini. C'è ancora una nipote e un nipote, un po' di anni fa, e porta avanti, diciamo, ancora la memoria del bisavolo, ancora tutto l'archivio, e siamo sempre più o meno a 1800 metri come l'altezza di Saint Maurice, perché la valle rimane sempre costantemente allo stesso livello. La chiamano rotonda, ma in realtà era ottagonale. Quella era situata qui in oggetto di questo colonnato, perché prima, alla fine del 1600, non esisteva. Questo colonnato è stato progettato e costruito dai famosi mastri. È in quel periodo che ha la scultura più importante della nostra provincia, il fonte battesimale del Medioevo. Una cosa mi sembra di avere già detta, che qui venivano battezzati i bambini con quella data prima di tutto, 1156, eccola qui scolpita.
venivano battezzati i bambini all'acqua. Ecco signori scusate, ecco questo giustamente si mette nelle sue vogliamo strisciare un pezzettino, se arriviamo su a un punto che sentiamo che l'aria soffia fuori, lì se si prende un fiammifero si spegne subito. Ecco. No, però guarda come chi le fa loro. È il violino. Piace, uno parato 3 giorni. Che domandiamo se l'ha il frigo, sì. Quelli a Valtellina, Brauli. È il condominio in fondo che rovina il paesaggio. Bisogna tagliarlo. Poi c'è il picciolaio.